Teatro Vittoria, qui uno spettacolo ci hanno garantito che è un vero successo, perché ci sono 2 mattatori del palcoscenico che utilizzano la loro preparazione per dar vita a questi bellissimi personaggi. Stiamo parlando della Tigre, vediamo un po' che cosa succede. Descrivici un po' la tua fotografa. La mia fotografa è una donna molto concreta, molto sfortunata in questo periodo della sua vita, nel periodo in cui la incontriamo in questa pièce, arriva per sostituire un fotografo uomo e quando, come dice lei, mancano gli uomini allora chiamano le donne, prima no, però no. Perché deve fotografare questo mental coach, questo sviluppatore personale, io lo chiamo, specialista in sviluppo personale, che è Sebastiano Borghi, che è uno specialista di grande successo, di grande livello, che deve fare questa foto di copertina. E appunto arriva in un momento in cui viene a sapere che il marito la tradisce. Alessandro, come hai strutturato questo personaggio? È un personaggio che crede di essere, invece si è perso, se ne accorge soltanto quando trova la concretezza di questa fotografa, in poche parole. Quindi ecco, è tutto un credere e non essere, e essere perché magari credi in qualcosa che ha un'anima, che ha uno spirito. Però questo è uno spettacolo che fa molto riflettere il pubblico, perché è importante oggi parlare di cose contemporanee che possono un po' lasciare un seguito allo spettacolo. Il tema è quello della felicità, è quello di capire se tu ti puoi costruire la tua felicità oppure se la felicità viene da te. No? Magari non abbiamo il coraggio di dircelo, no? Sono felice, non sono felice, c'è quasi pudore, specialmente in questo periodo storico c'è pudore, no? A parlare di felicità, perché comunque intorno a noi insomma le cose non sono proprio così belle. Adesso parliamo invece del segreto scenico di riuscire a mantenere il ritmo con nessun oggetto in scena. Noi siamo qui e abbiamo un baule e che altro, ma come si fa a far vedere al pubblico quello che non c'è? Più che altro, voglio dire, si tratta di un ritmo nostro tra di noi, quando c'è, diciamo così, l'interesse l'uno per l'altro, c'è un incanto in qualche modo, no? Cioè entri dentro una sorta di musicalità e il pubblico ti segue perché il ritmo è quello, per cui tu segui, cioè segui un ritmo, capisci? Quando 2 attori riescono a mantenere questo ritmo e a suonare proprio quasi improvvisando, quasi che sembri che si improvvisi, è chiaro che la gente resta attaccata. Evidentemente è una bella canzone, se no non ci ascolterebbero. E adesso parliamo della parte più difficile da interpretare di questo spettacolo. Qual è? È difficile entrare e non uscire mai di scena. No, non è difficile, paradossalmente è più semplice perché hai un filo, segui un filo dall'inizio alla fine senza interruzioni, quindi stai sempre dentro. Sono più difficili per me gli spettacoli in cui vai via, poi torni, magari sei stata in camerino al bar, no, non sono una di quelle che vanno al bar. Si perde un po' il personaggio. Però no, è che devi reggere la concentrazione anche fuori. Perché proprio lei come attrice? È stata scelta e se l'è scelto. Io ero il regista, si fidavano molto di me, io avevo già lavorato con Si fidavano così tanto che poi mi sono ritrovato a fare anche l'attore perché... A questo proposito, ma è difficile dirigere se stessi? Come si fa, regista e attore? No, è un po' sciocco. Diciamo che qui... Responsabile? Sì, dai, su, diciamocelo. Cioè, no, non è per niente semplice, non è per niente intelligente. Lo dico con molta onestà, perché l'occhio esterno, dai, insomma, serve, ti metti sempre in secondo piano. Io non la vivo bene questa duplicità. Lui com'è? Insomma, inizia come regista, era stato scelto come regista, poi ha fatto anche l'attore. Quando hai avuto questa notizia, come l'hai presa? Ma io benissimo, a parte che avevamo già lavorato insieme come è una garanzia. Assolutamente sì, cioè io non mi accorgo di quando si estranea da attore e diventa regista, insomma. Lo vivo bene. Ieri sera per esempio mi ha salvato un paio di volte perché mi sono pensato come regista mentre facevo l'attore, meno male c'era lei che mi faceva gli occhi per dire oh dove vai. Parliamo del dietro le quinte. Ieri sera che cosa è successo? Quando succede magari un qui pro quo, un'imprecisione, si improvvisa, non si ricorda la battuta, è successo in questo spettacolo e ci raccontate qualche retroscena? No, dietro le quinte non succede niente perché siamo sempre davanti, intanto. E quando qualcosa non va davanti alle quinte sul palcoscenico?
ci si aiuta, ci si dà, ci si sostiene, magari si suggerisce in modo ovviamente non plateale, cioè in modo che sappiamo solo noi attori, insomma, no? Ieri sera per esempio raccontaci che è successo. No, è che io all'inizio praticamente non ho detto una frase che racchiude il significato di tutto lo spettacolo. Quindi è un po' grave. No, scusa, mi sono sentito leggermente in colpa. Infatti ogni tanto andavo ramengo verso un mare di insicurezze, però insomma nessuno se ne è accorto, anzi in qualche modo il personaggio diventa insicuro. Io avevo il sorriso nel becco ma la morte nel cuore. Parliamo di pubblici. Qual è il pubblico più difficile da conquistare in tutta Italia? I romani come sono? Allora, il pubblico più difficile è quello poco, perché è più timido rispetto alla risposta. Se c'è una sala piena ci si trascina di più, ecco. Poi le risposte non sono così diverse, c'è il pubblico più caldo, quello che ti fa sentire di più, quello magari che ti ascolta ma non lo senti, però senti che c'è. È difficile trovare, anche perché insomma venire a teatro è un impegno. Io sono sempre molto sorpresa del fatto che ci sia gente che viene a teatro, no? È uno dei pochi riti collettivi che ci rimangono. Invece per te è successo magari qualche volta di trovare un pubblico un po' più scettico, un po' più freddino? In quel caso ci si interroga sul palcoscenico? No, si entra dentro un tunnel di cristallo e si percorre fino alla fine, perché sai quanto durerà. Quello che potrebbe essere una gioia è un tormento. Quando il pubblico non entra in sintonia con te diventa un tormento e tu devi essere molto brava a vivere questo tormento. Io ho un piccolo aneddoto di una volta al CIAC di Milano che ho fatto Benvenuti in Casa Gori di fronte a 700 studenti della Bocconi e non c'è stata una risata dall'inizio alla fine, ma io parlavo di una società contadina, parlavo di una famiglia operaia, quindi, ed è uno spettacolo che io porto da 50 anni in teatro, per cui che abbia successo è poco ma sicuro. Niente, io sono infilato dentro e sono arrivato alla fine, sono andati tutti a fare picnic fuori, ma erano stati molto educati. Poi si è affacciato uno alla tenda e mi ha detto mi dispiace tanto per come è andata, sai, in fondo mi ha detto noi siamo della Bocconi, io gli ho risposto nessuno è perfetto. C'è una cosa che ti manca? No, C'è una cosa che ti manca in genere da fare? Dici ah sì ho fatto un po' di tutto nella mia carriera, però magari, magari la facciamo con lei, sì. Ma guarda, la vita è tutta una sorpresa. Nel senso, sai, se uno si trova bene, poi io mi affilio, diciamo così, alle persone con le quali mi trovo bene, perché non è così semplice stare tranquilli in scena, rispettarsi l'uno con l'altro, volersi addirittura del bene. Diciamo che noi qui abbiamo un ottimo, almeno per me, abbiamo un ottimo equilibrio umano e professionale e siamo, come dire, è una cosa che secondo me al pubblico arriva, perché c'è affettuosità ma anche un tantinello di eleganza che non guasta mai, perché questo è uno spettacolo comico, ma come hai detto te c'è anche un po' da riflettere e per questo c'ha una sua, diciamo, ragione d'essere, un suo perché. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Venite a teatro, noi siamo qui, vi aspettiamo, lavoriamo, siamo qui per voi, insomma, vogliamo incontrarvi, vogliamo vedervi, vogliamo sentirvi, spero che vogliate fare la stessa cosa con noi. Andatela a trovare, capisci? Così almeno trovate anche me, siate carini, su, andatela a trovare. Tuzzi sul palcoscenico del Teatro Team è una bella sfida per questi due mattatori del teatro. Vogliamo subito sapere come avete interpretato questi personaggi. Innanzitutto avete visto il film, che cosa aggiungete al film che tutti conoscono? Beh, abbiamo visto il film sicuramente, anche Enzo avrà visto il film sicuramente, però credo abbiamo visto più accuratamente la messa in scena teatrale che è uscita proprio a Broadway. E tutti ci chiedono sto confronto fra i due attori protagonisti, però non c'è nessun confronto. Perché c'è il profumo del palcoscenico e quel fascino in più. Tutte le sere magari lo spettacolo è anche diverso a seconda del pubblico. È la magia del teatro, tanti ci chiedono ma non vanno a dire le stesse cose tutte le sere, no, cioè noi abbiamo come dire una barzelletta delle persone diverse, quindi non devi mai le stesse cose, in realtà qualche cosa scappa. Per esempio, quanto improvvisate in questo spettacolo? È abbastanza rigido. Ci sono dei momenti in cui riposiamo con qualche faccetta, però sono momenti semaforo verde, però poi lo spettacolo è molto rigido, lui ha dei tempi pazzeschi, deve uscire, cambiarsi, il cinema si ferma, ti ritrucca, ti riveste
e si fa di nuovo azione. Qua è tutto un andirivieni tra ballerini, attori e noi due, cioè lui soprattutto, Paolo. Per te ci sono tanti momenti difficili. Uno, la parte è in travestì e quindi come si fa a dare quel quid in più al personaggio? In tutte le cose che mi offrono cerco di pensare a come sarei in quel personaggio. Ho iniziato a pensare a come sarei io da donna e ho cercato di muovermi da donna, ho cercato di acchiappare anche da mia moglie, acchiappare dalle donne insomma, che conosco, e quindi cerco di essere donna il più possibile, stando sempre fedele, come diceva Enzo, a quello che devo dire, che fra l'altro devo dire le cose bellissime. Ovviamente il monologo finale, suppongo. Anche in quello. Beh, il monologo finale, cioè la frase finale è: sono stato un uomo migliore con te da donna di quanto non lo sia mai stato con le altre donne da uomo. E questo è proprio il cerchio che si chiude, il messaggio bellissimo che dà questo musical. Tu quando l'hai visto la prima volta vestito da donna, durante le prove, che cosa hai detto? Ha detto fai schifo. È vero. No, vabbè, ma la prima volta era buffo, adesso insomma le ragazze dietro lo vestono bene, lo truccano bene, insomma sì, a me fa sempre ridere, però. Credimi, piaccio molto. Piace, davvero, piace alle donne, impazziscono le donne. Anche gli uomini. La scena più difficile dello spettacolo secondo voi qual è da interpretare? Beh, le più difficili sono quando lui entra, improvvisamente suona il campanello, lui è vestito da donna, siamo in casa nostra, arriva la sua fidanzata e bisogna svestirsi, bisogna fare in fretta, lasciamo magari una parrucca lì, lei la vede, oddio, no, è una cosa, lì c'è un po' di ansia. Molto frenetiche, che ci sono dei passaggi da uomo a donna, da donna a uomo, e quindi oltre ad essere divertenti sono molto difficili. E quindi non vi è capitato un po' di ansia sul palcoscenico dietro le quinte? Cosa succede se magari non ci sono i tempi giusti? Bisogna andare avanti, assolutamente. Ma è successo, no? A nessun... Certo che è successo, succede alla prima, sì. Alla seconda anche, ma ancora oggi qualche cosa succede, però adesso siamo molto ben. Ormai è uno spettacolo rodato. Sì, avviati, è molto divertente, si ride da morire. Però qual è il segreto per un giovane che vuole intraprendere questa carriera? Che cosa vi va di consigliare? Io spesso mi fanno questa domanda, io consiglio sempre di prendere seriamente gli studi quelli veri, poi se c'è una possibilità di intraprendere questa carriera, ben venga. Il mio primo consiglio è cambiate obiettivo, cioè Non fate gli attori. non fate gli attori, ma se dentro avete questo bruciore come le farfalle quando ci si innamora, allora però andate a fondo, cercate di capire se intanto avete un po' di talento, perché uno deve essere anche un po' presuntuosetto per lottare, ma deve sapere che può avere delle chance. Se non ce le hai è meglio il cameriere, con tutto il gran rispetto, io l'ho fatto per tanti anni, oppure altri. Lo facciamo anche ora i camerieri, cioè, lo facciamo anche in scena, quindi continuiamo a farlo. Lo facciamo bene il cameriere in scena perché l'abbiamo fatto anche nella vita. Fa la differenza una produzione importante, un musical ben organizzato, quindi ecco perché voi avete subito detto di sì. Com'è andata? Pronto? Vuoi fare questo ruolo? Assolutamente sì, poi è un ruolo totalmente diverso da come sono io, infatti da donna. Appena mi ha chiamato mi ha detto: guarda, sei troppo anziano, non ti mettere grilli per la testa. Io dico: non voglio fare il protagonista, ma sei matto, ma neanche per sogno. Facciamo l'altro ruolo che fa ridere, faccio meno fatica. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. A tutti gli amici di Dietro le Quinte un bacione da Paolo Conticini, Tuzzi e anche Michael Dorsey e poi Dorothy Michaels, ecco. Vi amo, so che ci volete bene, allora siamo in tutta Italia, visto che ci vedete ovunque, in tutte le più grandi città d'Italia noi siamo.